Il libro del Deuteronomio chiude il Pentateuco. Arrivati alle steppe di Moab, gli israeliti si accampano e Mosè tiene 3 grandi discorsi al popolo prima dell'attraversamento del Giordano e l'ingresso nella terra. Ma Mosè non entra nella terra, muore prima. Sul monte Nebo ha una panoramica della terra che Dio ha promesso al suo popolo, ma non vi entra. E il Pentateuco termina con la morte di Mosè. È importante. La Torah è stata costruita in modo tale da finire con la morte di Mosè. Bastava ancora un capitolo o 2 e raccontare la conquista della terra. E invece il redattore finale ha scelto di terminare con questo finale angosciante. Perché cercare a tutti i costi il lieto fine? Perché non valorizzare proprio questo aspetto tragico di un cammino che termina guardando la terra promessa senza potervi entrare? C'è una dimensione profetica. C'è un insegnamento teologico che va al di là del semplice racconto storico. C'è la prospettiva della attesa della terra, di Israele che si riconosce straniero, sempre in prospettiva futura di ottenere il dono della terra. Ed è la prospettiva anche cristiana della terra promessa ulteriore. La storia finisce con la morte. La terra promessa è oltre. È la prospettiva della vita eterna. È la promessa di Dio che si realizza, ma oltre. Il Deuteronomio, dunque, è un libro di prediche. Sono presentate come prediche di Mosè al popolo. Ma non furono di fatto prediche tenute da Mosè, ma prediche dei discendenti di Mosè, dei Leviti, dei predicatori itineranti, dei vari profeti che in Israele per secoli e secoli dopo Mosè tennero vive le tradizioni di Mosè, gli insegnamenti dell'antico legislatore, spiegando al popolo quel che dovevano fare, quel che non dovevano fare. Le prediche di questi predicatori popolari sono state raccolte come se fossero le prediche di Mosè e messe in bocca al grande protagonista chiudono la storia del Pentateuco con una predicazione che annuncia il futuro e dà una chiave di interpretazione della storia di Israele. Se i figli di Israele obbediranno all'alleanza del Signore, possederanno la terra.
ma se non obbediranno perderanno tutto. Questo è in sintesi l'insegnamento finale di Mosè. E il Deuteronomio serve non solo da chiusura del Pentateuco, ma anche da apertura della storia seguente. Infatti, subito dopo il libro del Deuteronomio, troviamo nella raccolta biblica il libro di Giosuè, poi il libro dei Giudici, quindi il primo e il secondo libro di Samuele, e poi il primo e il secondo libro dei Re. Considerando anche il Deuteronomio, sono 7 libri. Gli studiosi moderni parlano della storia deuteronomista, cioè è la raccolta di 6 libri più il Pentateuco, più il Deuteronomio come introduzione, che narra la vicenda di Israele sotto la luce di questo principio teologico. Se Israele è infedele all'alleanza, perde la terra. Così in questi libri abbiamo il racconto storico delle vicende da Mosè alla caduta di Gerusalemme dell'anno 586, quando Israele perse davvero la terra promessa. La storia comincia con Giosia, con Giosuè, e termina con Giosia e i suoi figli. Giosuè conquista la terra, ma non con la sua forza, ma perché il Signore dona la terra. Giosuè riesce a prenderne possesso. Giosuè è l'erede di Mosè, è il condottiero giovane che guida il popolo ad attraversare il Giordano e inizia la conquista della terra. Giosuè è lo stesso nome di Gesù. Giosuè è l'immagine dell'eroe che ottiene la terra promessa. La prima conquista è Gerico. Ma come conquista Gerico? Combattendo? No, con una processione che dura 7 giorni. Con una processione intorno alla città, ripetuta 7 volte, con canti e suoni di trombe, la città crolla. Non perché Giosuè ha combattuto, ma perché si è fidato della promessa di Dio. Obbediente all'alleanza, Giosuè ottiene vittoria, ottiene la terra, la ottiene in dono. È il quadro positivo. Dio ha fatto grazia a Israele, ha promesso la terra e gliel'ha regalata. Ha permesso al popolo di occupare quella terra. Ma non è stata la sua forza, il suo arco e la sua spada a conquistare militarmente la terra. Dopo il libro di Giosuè troviamo il libro dei Giudici, che narra alcune vicende dei 2 secoli che vanno dall'insediamento di Israele alla nascita della monarchia, fra il 1200 e il 1000 avanti Cristo. Un'epoca disorganizzata, dove le tribù di Israele
erano insediate nel territorio di Canaan, diremmo a macchia di leopardo, qua e là, mescolati insieme alle popolazioni cananee. Non erano nazione unitaria, non avevano un capo unico. Ogni tanto emergevano dei giudici, non sono quelli che noi oggi chiamiamo giudici, erano piuttosto degli eroi, dei capi militari, dei condottieri che emergevano improvvisamente quando se ne presentava la necessità. Guide che portavano il popolo a combattere e vincere i nemici. In tutto il libro dei Giudici si ripete continuamente uno stesso motivo letterario. Israele fece ciò che è male agli occhi del Signore. Allora il Signore lo abbandonò in potere dei suoi nemici, i quali devastarono il territorio. A questo punto Israele si pentì, si rese conto del male fatto, supplicò il Signore e il Signore intervenne suscitando un giudice, facendo nascere, emergere, un liberatore. Viene raccontata la vicenda di questo liberatore finché si ottenne di nuovo la pace, la tranquillità nel dominio della terra, per un certo periodo di anni. E poi il cliché ricomincia. Israele fece di nuovo ciò che è male agli occhi del Signore e quindi prevalsero degli altri nemici. Notiamo facilmente che questi racconti sono teologici. Vogliono insegnare al popolo che la terra si vive in pace solo se Israele fa ciò che è bene al Signore. Altrimenti Israele perde. Al libro dei Giudici fa seguito il primo libro di Samuele, che narra l'origine della monarchia. Le tribù disorganizzate e disperse per alcuni secoli si erano difese con condottieri che sorgevano qua e là. Ma ad un certo punto si presentò un problema troppo grave: la presenza dei Filistei, i popoli del mare, parenti dei Greci, che in quegli anni combattevano a Troia contro i popoli orientali. I Filistei erano da poco sbarcati sulle sponde della terra di Canaan, provenendo dal Mediterraneo. Avevano delle tecniche militari sofisticate, conoscevano il ferro, mentre gli israeliti e i cananei conoscevano solo il bronzo. E combattendo con una spada di bronzo contro una spada di ferro, ci si accorge che al primo colpo la spada di bronzo si rompe. E con gli strumenti che avevano era impossibile opporsi ai Filistei, i quali avevano carri da guerra, autentici carri armati, e combattevano coi cavalli addestrati, e quindi una cavalleria con armi di ferro che combatte contro dei fanti a piedi con armi di bronzo aveva la vittoria assicurata in modo facile.
I Filistei occuparono tutti i posti migliori e Israele dovette ritirarsi nelle zone montuose e desertiche. Si resero conto che divisi in piccoli gruppi non potevano opporsi a questo pericoloso nemico. E quindi fecero una coalizione. Le varie tribù si unificarono e scelsero un unico comandante militare. Scelsero Saul, un giovane valoroso, grande e bello. Gli diedero l'incarico di organizzare un esercito per combattere contro i Filistei. E durante questo combattimento emerge una nuova figura di un ragazzino dai capelli rossi, di nome Davide. Un uomo che diventa sempre più importante e suscita l'invidia di Saul. Molti racconti narrano lo scontro fra Saul e Davide. Il re che si chiude sempre di più nel suo umor nero e vive di paure, mentre il giovane Davide cresce in fama e importanza. Saul perseguita Davide al punto che il giovane scappa e si ritira sui monti. Saul tenta una battaglia decisiva contro i Filistei, ma perde e muore. Ai piedi del monte Gelboe il grande scontro si trasforma in un massacro per Israele. Muore in battaglia Saul e anche suo figlio Gionatan, tanto amico di Davide. La notizia raggiunge Davide mentre si trova all'estero, lontano, rientra nel suo paese di Betlemme, nella sua tribù di Giuda, e mentre il tentativo di avere un unico capo in Saul è fallito e i Filistei sembrano sempre più potenti, la tribù di Giuda dà l'incarico di capo militare proprio a Davide. In Hebron Davide diventa re della tribù di Giuda. E dopo alcuni anni, visto che sa guidare molto bene quella tribù e ottiene diversi successi militari, anche i capi delle altre tribù, gli anziani, si riuniscono a Hebron e danno a Davide l'incarico di essere re di tutto Israele. A Hebron Davide viene unto re su tutto Israele. I rappresentanti delle 12 tribù conferiscono a Davide l'incarico di essere unico sovrano di tutto il popolo. E come prima scelta, Davide conquista una nuova città per farla diventare capitale, una città che si trova a metà strada fra le tribù del nord e le tribù del sud, Gerusalemme, l'antica capitale dei Gebusei. Lì Davide costruisce il palazzo e progetta l'edificazione del Tempio. Davide è un grande condottiero militare e riesce a frenare la prepotenza dei Filistei, li rimanda sulla costa e determina i confini. Davide dà origine allo Stato unitario di Israele. La nazione coincide con un territorio preciso e ha una propria organizzazione. Il figlio di Davide, Salomone, uomo di pace, costruirà il Tempio
e organizzerà bene questo Stato. Siamo così arrivati al primo libro dei Re, che insieme al secondo narra tutta la vicenda della monarchia di Israele dopo Davide, quindi a partire da Salomone, fino alla distruzione di Gerusalemme e all'esilio, avvenuta nel 586. Salomone aveva dato origine ad una buona organizzazione statale, ma passato il pericolo dei Filistei, gli israeliti sentirono come oppressiva l'amministrazione centralizzata. Sentirono l'obbligo delle tasse, del servizio militare, dei lavori che dovevano prestare per la costruzione di tutte le nuove iniziative di Gerusalemme. E le tribù del nord si ribellarono. Morto Salomone, il figlio Roboamo restò re solo di Giuda, della tribù meridionale, mentre le tribù del nord seguirono Geroboamo. Avvenne il grande scisma. Si distinse lo Stato di Israele al nord dallo Stato di Giuda al sud. Il regno di Samaria al nord durò fino al 722, quando gli Assiri conquistarono le terre settentrionali e deportarono tutta la popolazione. Il regno di Gerusalemme invece durò di più. Sopravvisse all'oppressione degli Assiri, rialzò il capo all'epoca della caduta di Ninive e con Giosia sognarono la riconquista della terra. Giosia, un altro Giosuè. E invece fu la fine tragica di tutto. I figli di Giosia vollero opporsi ai babilonesi, nuovi padroni del mondo, e furono schiacciati. Nel 586 Gerusalemme venne conquistata e distrutta, il Tempio raso al suolo, la popolazione deportata. Inizia l'esilio. Sembra la fine. La terra è persa. L'aveva detto Mosè. Se non sarete fedeli all'alleanza, la terra che vi è data in dono la perderete. I teologi di Israele, di quella corrente che i moderni chiamano deuteronomista, spiegarono al popolo il motivo della perdita. Abbiamo perso la terra perché non siamo stati fedeli all'alleanza. Dal libro del Deuteronomio fino alla fine del secondo libro dei Re abbiamo una lunga carrellata storica, chiamata storia deuteronomista, con intento soprattutto teologico, per mostrare nei fatti l'applicazione dell'alleanza.